Quinta corsa, una prova per 5 e 6 anni, un vincitore di 17.500 euro in carriera, sono in 11 al via dietro le ali della macchina. 1 Atlantico Jet, 2 Zeman Bini, 3 Azzurra Tab, 4 Zarkava Hans, 5 Artes MJ, 6 Zel Colme in seconda fila, 7 Abramo Petral, 8 Zea, 9 Antares Leone, 10 Xenox B, 11 Achillea Jet, con l'autostart che li ha raccolti, si prepara a farli partire e dà il via alla contesa con l'errore da parte di Artes MJ con largo Zeman Bini dal 2 che cerca di andare al comando, ma Atlantico Jet rientra, parcheggia lungo la corda Azzurra Tab che taglia fuori Zeman Bini. Primi 200 metri della testa in 14,3, Atlantico Jet leader nei confronti di Azzurra Tab, quindi il 7 di Abramo Petral in terza posizione, rimane all'esterno suo malgrado Zeman Bini, poi ancora Zea lungo la corda, primi 400 passati in 29,5, Atlantico Jet che guida nei confronti di Azzurra Tab alla corda e di Zeman Bini allo scoperto. Cerca di risalire al largo anche Artes MJ che prende la terza pariglia esterna. Numero 11 Achillea Jet squalificato. 45,7 per i primi numero 600. 6 Zelko Olm squalificato. Sempre Atlantico Jet lungo la corda Azzurra Tab al largo Zeman Bini. Poi Abramo Petral chiuso lungo i birilli da Zea, mentre si leva di torno Zeman Bini che allo scoperto faceva troppa fatica. Allora prova ad avanzare con maggior decisione Zea, una volta trovatasi scoperta. Si trascina sempre Artes MJ. Lungo i birilli c'è sempre però Atlantico Jet che guida il gruppo seguito da Azzurra Tab. Poi la mossa dalle retrovie anche da parte di Antares Leone che stana Artes MJ che va in terza ruota 1.31,8 3/4 di miglio con 14,6 la dritta di là, allunga ora Atlantico Jet che prende margine nei confronti di Azzurra Tab sempre nella sua scia. Quindi lungo i birilli filtra bene Abramo Petral che aspetta il momento di avere la destra libera per venire in mezzo alla pista. Atlantico Jet in vantaggio, ci prova di dentro Azzurra Tab, largo Abramo Petral, Atlantico che si difende, Azzurra che attacca all'interno, ancora Atlantico in vantaggio sul palo, ancora una foto stretta con Azzurra Tab che è rientrata completamente da Atlantico Jet. Al largo si era impegnato Abramo Petral che però dovrebbe essere ancora terzo, 28,6 la chiusa e l'open stretch è perfetto per Azzurra Tab che si infila all'interno di Atlantico Jet, il quale ha cercato l'ultima estrema difesa ma nei pressi del traguardo è vittima dello speed interno di Azzurra Tab che porta a casa la vittoria nei confronti di Atlantico Jet. Al terzo Abramo Petral.